Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Civilization 6. Come potete vedere siamo pronti a intraprendere una nuova avventura. Sono riuscito finalmente a farlo partire. Pronti, quindi giocatore singolo, nuova avventura. Allora, il problema era molto semplice. Per tutti coloro che hanno lo stesso problema, che non riescono a far partire Civilization 6, lo dico adesso perché stavo uscendo pazzo. È importante tenere aggiornato il sistema operativo, nel senso, io ho Windows 7, installate Service Pack 1 dal sito di Windows della Microsoft e dopo andate ad installare la libreria Runtime C 2015, la trovate sempre nel sito della Microsoft. Adesso nella descrizione vi metterò magari qualche link oppure qualche indicazione, perché è un problema che stanno avendo tantissime persone, magari è relativo a un sistema operativo non molto aggiornato. Quindi mi raccomando, tenete il computer sempre aggiornato e anche i driver della scheda video. Quindi iniziamo una nuova avventura, giocatore singolo. Io ho giocato a Civilization 5 parecchio e adesso vedremo un po' di creare una nuova partita. Allora, come leader ci sono parecchi diciamo condottieri e diversi imperi da portare avanti, ma io avevo intenzione di iniziare con l'impero cinese. Mi piace parecchio e vorrei intraprendere un'avventura con l'impero cinese. Come difficoltà, visto che ci sono 8 difficoltà da colono a divinità, io prenderei quella intermedia, quindi principe. Non è che sono un maestro in Civilization, quindi potremmo, anzi più che principe mettiamo re, dai. Io penso di cavarmela, dai. Re va bene. Velocità di gioco standard. Tipo di mappa mettiamo casuale. E la mappa enorme a livello di dimensioni, cioè una mappa per 12 giocatori. Più siamo meglio è. Ok, configurazione avanzata non mi interessa. Vediamo un pochettino la nostra partita. Dalla prima scintilla di vita negli oceani, ai grandi animali dell'età della pietra, ai primi passi dell'uomo in posizione eretta, hai compiuto un lungo cammino. Ora comincia la tua avventura più grande. Dalla culla della civiltà dovrai arrivare alle stelle. La tua più grande forza è il tuo popolo, imperatore Qin Shi Huang. Da tutto il mondo la gente verrà ad ammirare le grandi mura e le torreggianti meraviglie della tua Cina unita. Che le mani dei tuoi lavoratori non si coprano mai di vesciche mentre lavorano duro per erigere le strutture più impressionanti che il mondo potrà mai conoscere. Proteggili bene e sarai immortale nella storia. Beh ragazzi, allora, impero cinese. Allora, siamo alla nostra presentazione. Come potete vedere avremo l'opportunità di costruire la grande muraglia, un miglioramento esclusivo. La tigre accucciata è un'unità terrestre esclusiva della nostra fazione. E inoltre l'Eureka e le ispirazioni forniscono il 60% di progressi civici e tecnologici anziché il 50%. Pian piano vedremo un po' tutte queste sfaccendature che sono molto interessanti. Quindi non sono nuovo a Civilization, ho giocato al 5 parecchio, però ci ho giocato tanto tempo fa, quindi qualcosa un po' l'ho dimenticata, ma la riprenderemo insieme. Ho già fatto comunque un po' di minuti di gioco, quindi ho ripreso abbastanza tranquillamente il gioco. Allora, penso che interromperò i video ogni tanto per dare un'occhiata questi primi giorni, se tutto registra e funziona alla perfezione. E poi ovviamente no. Comunque i video penso di farli di 18 minuti, al massimo 20, non più. Eccoci ragazzi all'interno del nostro scenario. Come potete vedere abbiamo appena adesso fondato la nostra città Sien grazie al nostro colono. L'ho fondata in questa posizione proprio perché abbiamo diverse risorse disponibili. Abbiamo intanto del grano, del tabacco, delle pecore, e se acquistiamo poi in futuro delle caselle potremo ottenere sia i cavalli che l'incenso. Quindi in questa posizione davvero possiamo sfruttare un po' tutto. Allora, iniziamo un po' a spiegare le basi leggermente del gioco. È un gioco a turni strategico, è possibile muovere le unità attraverso le caselle del gioco. Gli scout hanno più possibilità di movimento. Gli scout sono delle unità di esplorazione che serviranno per scoprire i confini circostanti. Abbiamo anche dei guerrieri, i quali, come potete vedere, riescono a muoversi per difenderci. Allora, la scoperta di un altro continente ci ha fatto comprendere che c'è un mondo intero di opportunità commerciali. Allora, lo sviluppo del progresso civico commercio internazionale ha fatto un grande passo in avanti. Abbiamo ottenuto l'impulso. Perfetto.
Allora, vediamo un po' di iniziare scegliendo le ricerche. Avevo intenzione di iniziare immediatamente, vediamo un po', con la ceramica. La ceramica permette di raccogliere il grano e il riso. Ovviamente risorse fondamentali per iniziare a far crescere la nostra città. L'obiettivo è aumentare la popolazione della città. Più velocemente aumenteremo la popolazione della nostra città, più crescita avremo, e sicuramente tutto è ovviamente subordinato al cibo. Più cibo abbiamo, più popolazione abbiamo, e sicuramente più velocemente cresceremo, migliori saranno le nostre opportunità nel futuro di ricerca, conquista e produzione. La produzione è importantissima perché ci fa capire a che velocità possiamo procedere nella costruzione e nel reclutamento di tutto ciò che ci serve. La scienza è fornita dai cittadini, sempre più cittadini abbiamo, quindi più cibo, più cittadini, più scienza dai cittadini, e ovviamente anche dagli edifici, dal palazzo, come potete vedere, dalla popolazione. Quindi il cibo è il motore di tutto. Abbiamo bisogno di cibo sicuramente, e adesso, appena avremo l'opportunità, otterremo un po' di cibo grazie al grano. Come produzione io direi intanto di reclutare un costruttore in 8 turni, il quale permetterà di sviluppare un po' tutto quello che abbiamo intorno. Benissimo. Allora, il turno successivo arriverà. Intanto il nuovo continente che abbiamo scoperto è questo alla nostra sinistra. Allora abbiamo l'Asia America sulla destra e la Pannozia sulla sinistra, come potete vedere. Benissimo. Allora, i nostri soldati sono qua, passiamo al turno successivo. Benissimo. La nostra unità attende ordini. Partiamo immediatamente all'esplorazione da questa parte. Vi ricordo che le unità da terra si possono muovere come questi soldati, unità belli che diciamo in questo caso, si possono muovere con di 2 caselle in pianura e di una casella nei terreni accidentati come foreste, paludi, zone difficili alla marcia. Tra 14 turni scopriremo il codice delle leggi, importantissimo. Però adesso vediamo un po' la nostra città. Eccola qua, potete vedere che abbiamo anche la quantità di cultura. È molto importante la cultura. Ecco, potete vedere. Oh, no, ecco. Andando a cliccare nella zona interessata, i cittadini si concentrano sulla resa di cibo. Per il momento selezioniamo questa zona. Questo è l'oro disponibile. Qui abbiamo la fede dei cittadini. E qua svariate opzioni che vedremo più avanti. Tanto va bene così. Vediamo un po'. Allora, la ceramica la stiamo ricercando, abbiamo indirizzato i nostri uomini alla ricerca, abbiamo trovato anche del cotone e del pesce, ottimo, ci siamo messi davvero in una posizione discreta. Adesso andiamo al turno successivo in attesa del nostro costruttore. Vediamo un po'. Benissimo, andiamo avanti da questa parte e abbiamo trovato qua qualcosa, c'è un accampamento. Vediamo adesso di andare a rilevarlo. Altro grano, i cervi. Potremmo addirittura fondare un'altra città qui sulla costa, vicino ai pesci. Benissimo. Esistono diversi tipi di risorse. Le risorse strategiche, le risorse di lusso e le risorse ordinarie. Le risorse di lusso sono importantissime perché offrono alla nostra città possibilità di crescita enormi, perché abbiamo l'opportunità di crescere in maniera esponenziale. Vedrete più avanti. Allora, continuiamo su questa strada. Vediamo un po'. Andiamo a prendere questi soldini andando a rilevare il nostro accampamentino. E adesso ci prepariamo un po' ad attendere. Ho fatto subito il costruttore e non... Ah, questo è il nostro imperatore. Tutte le sue caratteristiche, tutto quello che ci serve. Guardate che figo. Allora, vai. Attenzione, siamo stati appena adesso più che bersagliati, intravisti da uno scout nemico. Nemico, non si sa. Vediamo un po' a che accampamento appartiene. Cosa c'è qua? Ah, siamo nascosti probabilmente. Mettiamoci da questa parte. Una città-stato vicina ci ha fatto una richiesta. Se riusciremo a soddisfarla, ci daranno una bella ricompensa. Le città-stato sono le più piccole entità politiche, non possono vincere il gioco, quindi non sono in competizione, però possono rappresentare un grande aiuto o un grande impedimento. Puoi fartele amiche e ottenere così una serie di importanti benefici. Ignorale e concentrati sui nemici più grandi e minacciosi, oppure conquistali e annettili al tuo impero. La scelta è nostra. Vediamo. Ginevra, eccola qua.
città-stato, ci dice tutto quello che ci interessa, è una città scientifica piena di cervelloni, nessun sovrano, potete vedere che si basa tutto sulla scienza, gli emissari, quindi dichiara guerra, il sovrano di questa città ha pagato 80 di oro per prendere temporaneamente il controllo, le unità torneranno nella città-stato dopo 30 turni, oppure leva militare. Ma no, io la guerra non la voglio ancora dichiarare perché non sono in grado di mantenere una guerra del genere. Ancora dobbiamo sviluppare i nostri confini. Bene, ragazzi, 2 turni. Intanto qua, nuova missione per le città-stato. O annetterla, quindi bonus ovviamente per l'incontro. E ha incontrato la città-stato. Fantastico. Allora, vediamo un po'. Questo è ok, il prossimo turno. Adesso vediamo il nostro codice di leggi. Quello intanto procede in avanti, lo scout. Allora, un'unità attende ordini. Il codice delle leggi. Potete vedere che mancano 7 turni al termine. Non un turno, ho sbagliato. Quello era la ceramica, che adesso è un turno. Perfetto. Allora, con questa unità vediamo cosa fare. Allora, fatemi pensare un attimo. Questa è la nostra città-stato. Andiamo più avanti. Eccoci qua. Perfetto. Ok, allora ragazzi, mancano 7 turni al codice delle leggi, un turno alla ceramica. Nessun uomo ha mai bagnato l'argilla e poi l'ha lasciata lì, come se i mattoni potessero nascere per caso o per buona fortuna. Abbiamo l'opportunità di costruire adesso il nostro caro e amato granaio. Benissimo. Col nostro costruttore andiamo immediatamente alla fattoria qua di fronte e la costruiamo. La conoscenza dell'irrigazione ha fatto un grande passo avanti grazie al raccoglimento della nostra risorsa Eureka. Ve lo ricordate che nei bonus abbiamo letto che abbiamo un 60% in più grazie a questa specialità della nostra fazione. Vediamo un po'. Eccolo qua. Fornisco il 60% di progressi civici e tecnologia anziché il 50%, quindi meglio. Ricerca. L'irrigazione immediatamente la voglio fare perché abbiamo qua tante cose che possono essere sviluppate con l'irrigazione. I costruttori hanno 3 punti di costruzione. Uno l'abbiamo esaurito, ne abbiamo altri 2. Città-stato, a dire la verità, non ne avevo mai viste finora. Quindi se c'erano in Civilization 5 non mi ricordo come si annettono tutto il resto. Quindi se qualcuno di voi ne sa qualcosa me lo dica e nel prossimo video vedremo. Quindi dichiarargli guerra e annetterla all'impero ancora no, perché come potete vedere rapporto città-stato influenzata da una civiltà. Io, la Cina, missione, costruisce. Ah, ecco la missione. Ah, costruisci un distretto accampamento. Ho capito ragazzi, ok, qualcosa la sto capendo meglio. Vabbè, qua c'è un altro accampamento, bene. Allora, chiudiamo. Città-stato, scegli una produzione. Allora, abbiamo fatto un costruttore, no? Adesso ci facciamo uno scout, così siamo più veloci e andiamo avanti. Ok. Qua ci sono le volpi, pellicce, cervi, davvero una regione vastissima. Allora, il costruttore lo mandiamo qua e facciamo costruire al prossimo turno una fattoria. Qua c'è... Ah, uno scout dei barbari, che me ne ero accorto. Intanto ordiniamo. Mamma mia. Il costruttore è un civile, non può combattere. Lo scout può darci fastidio. Allora, prendiamoci qua. Gli abitanti del villaggio svelano un segreto della tecnica. Scrittura, importante anche questa. Svegliati. Costruttore, mi raccomando. Perfetto. Ottimo. I barbari si avvicinano, abbiamo avvistato. Oh, dei barbari che dobbiamo tornare in città con queste unità. 6 turni per tornare. Hong Kong? Hong Kong? C'è Hong Kong da queste parti? E allora ragazzi, mi sa che dobbiamo tornare qua dentro come coloni. Ma Hong Kong è un'altra città-stato? Sì. Come prima civiltà e consiglio di città-stato ha ottenuto un emissario presso di loro. Nuova missione a Hong Kong. Attiva un'ispirazione per il progresso civico, tradizione militare. Attiva l'ispirazione per il progresso civico, tradizione militare.
Ok, 3 turni di irrigazione. Quindi intanto il colono adesso dove lo mandiamo? Vediamo dove lo possiamo mandare. Allora, lo mandiamo qua. Qua non si può mandare, penso. O sì, forse al prossimo turno. Andiamo avanti. Le unità di ricognizione, come gli Sì. scout, Migliaia di persone hanno vissuto senza amore, neanche una senza acqua. Bene, giardini pensili e piantagioni. Ottimo lavoro. Allora lo scout lo mandiamo immediatamente. Visto che il barbaro è andato da questa parte, lo mandiamo così. Di qua. Diamo un'occhiata. Costruttore lo portiamo qua. E adesso vediamo se possiamo costruire un'altra fattoria. Allora, vediamo di trasportare questi barbari qui. Scusate ragazzi, i barbari, questi soldati qui. E allora, scegliamo la ricerca. Vediamo un po'. Scrittura è molto importante e ci darà l'opportunità di costruire la biblioteca. Un attimo che faccio una prova per vedere se stiamo ancora registrando. Bene, sembra di sì. E allora, come produzione, vediamo che possiamo fare. Allora, costruttore ce l'abbiamo. Io direi di fare guerrieri. Già, nuovi guerrieri, che dite? Oppure il monumento, cultura. Vediamo un po', granaio. Ecco, potrebbe essere interessante anche il granaio. Consigliato, mi sa di sì. Granaio. Torniamo indietro. Costruttore. Qua mi sa che non può costruire perché è una zona, penso, abbastanza ostile. No, cioè, non edificabile. Cioè, sarà, ecco, infatti, potete vedere che non è possibile costruire la fattoria qui. Quindi è meglio. Ecco, possiamo invece costruire qui qualcosa inerente al tabacco. Qui abbiamo lo scout. Questo è Hong Kong. Vediamo di andare da questa parte. Ok. Noi con questi stiamo tornando in città. Magari tagliamo così andiamo ad analizzare. Eccolo là. Perfetto. Il prossimo turno il codice delle leggi. In arrivo. Ci siamo quasi. promulgare nuove politiche di A governo. suo meglio l'uomo è il più nobile degli animali. Separato dalla legge e dalla giustizia è il peggiore delle bestie. Ok. Ogni tanto qualche frase ad hoc. Cambiamo le politiche. Abbiamo il dominio intanto come forma di governo principale. E allora possiamo attuare delle politiche sia militari che economiche che diplomatiche, jolly a seconda dell'epoca. Siamo nel 3440 a.C. e possiamo applicare davvero tantissime politiche a secondo del periodo e anche dell'avanzamento della nostra civiltà. I bonus ereditari rimangono anche quando si cambia governo. Il simbolo della politica appresa indica il bonus di governo che si accumulerà nel tempo. L'esperienza dell'unità di ricognizione raddoppiata. Combattimento quando affronti unità di barbari. Sì, disciplina. E poi mettiamo anche produzione urbana. Vai. Sì. Costruiamo la piantagione. Lo sviluppo del progresso civico artigianato ha fatto un grande passo in avanti. Sarà proprio quello che andremo a ricercare, perché l'artigianato ci darà la possibilità di sbloccare l'ago Ge. Ecco qua. Produzione per la costruzione di data mischia a distanza di epoca antica e classica. E politica 30% per addestrare costruttori. Oppure commerciante, creare e mantenere la singola rotta commerciale. Oro, tutte le ore commerciali. Produzione e costruzione delle unità navali d'epoca antica classica. Lancia una guerra congiunta contro una civiltà specifica. Artigianato come prossima tappa, 10 turni. Poi andremo avanti con la tradizione militare. Sì, cavalleria leggera, sì, potrebbe essere utile. Molti consigli sono ben accetti, ragazzi, mi raccomando. Qua c'è l'accampamento che dobbiamo prendere. Lo scout. La valle dello Yosemite per me è sempre un'alba. Uno scintillio di meraviglie verdi e dorate in un grande edificio di pietra e spazio. E che cos'è? Mai vista una cosa del genere? Scoprire una meraviglia ti ha ispirato. Conoscenza, tecnologia, astrologia. Ha fatto un grande passo in avanti. Bene.
E questa cos'è? Cosa possiamo fare? No, adesso vediamo. Intanto qua penso che stiamo producendo. Qua abbiamo finito. Ok, vai. Vediamo un po'. Andiamo qua. Un'altra unità da ricognizione, un altro scout che manderemo qua in alto. No, questo è il costruttore. Ah, ho sbagliato. Vabbè, andiamo di qua col nostro scout. Penso che non lo perdiamo. Andiamo di costruire l'ultima costruzione. Intanto con questo andiamo qua in avanti. I tuoi contatti con altri stati hanno reso più chiare le tue idee. Lo sviluppo del progresso civico, filosofia e politica ha fatto un grande impulso in avanti. Qua cosa abbiamo scoperto? Seul. E qua Seul. Ma abbiamo scoperto un nuovo stato? Ancora no? Sì, Seul. Cos'è questo? Un'altra città-stato. Come missione attiva l'ispirazione per il progresso civico e misticismo. E come si fa ad attivarle? Ginevra. Qual è la missione? L'accampamento, ma Hong Kong. Tradizione militare. Vediamo adesso, andando avanti, se possiamo farlo. Qua siamo fermi. Vediamo se invece possiamo acquistare qualcosa. No, uno scout, casella, ecco. Vediamo se possiamo comprare. Quanti soldi abbiamo? 128. Allora, io comprerei questa casella qua. Me ne rimangono 78. E poi questa qui accanto. Va bene, vai. Abbiamo recentemente acquisito nuove conoscenze nella pianificazione urbana. Creare distretti cittadini può essere... Ok, i distretti, vediamo un po'. Ovviamente in Civilization gli edifici non sono più ammassati nel centro cittadino, si estendono sul territorio. È più importante che mai, dal momento che il gioco ti chiede di prendere decisioni importanti, i campus e i luoghi santi ricevono luoghi bonus speciali. Se si trovano vicino a una montagna, ma solo i primi traggono beneficio da una foresta pluviale. Allora, i distretti specializzati come il campus su nodo commerciale hanno un requisito minimo di popolazione. Allora, vediamo un po'. Quando una città è pronta a costruire qualcosa, scegli produzione e i distretti disponibili appaiono. Ah, benissimo. Scrivere è facile. Devi solo cancellare le parole sbagliate. Ok. Tanto, cosa ricerchiamo? A livello di ricerca, stavo pensando la vela. È importante perché permette ai costruttori di imbarcarsi, miglioramento, oppure no. Astrologia, luogo santo, santuario, Stone Age, allevamento di animali, bestiame e pecore. Ecco, questo potrebbe essere interessante. Un'unità attende ordini, questo è il primo che li attende. Andiamo di qua. Un'altra unità, il costruttore, lo mandiamo qua. Questi li portiamo qui. E l'altro scout lo mandiamo più avanti. Vediamo dove lo possiamo portare. Ottimo. Adesso vedremo questa storia dei distretti che non l'ho ben capita. Comunque stiamo crescendo bene. Adesso con la nuova fattoria cresceremo ancora più rapidamente. Allora, il costruttore ci farà una bella fattoria. Qui. Benissimo. Questo lo portiamo più... Ah, adesso arrivano i territori difficili da attraversare. La neve. Andiamo qua invece. Possiamo muoverci da questa parte. Cosa c'è qua? Giada. Ottimo lavoro. 2 turni e finito il granaio. Ragazzi, allora, per il momento fermiamoci qui con questo primo video. Spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate del gioco, se vi sta piacendo, se vi piace la serie. Io continuerò con questa avventura. È un gioco davvero molto ben fatto a quanto sto vedendo. Siamo partiti... Ops, scusate. Siamo partiti dal 4000 a.C. È il 3320. Stiamo andando avanti lentamente. Però
fatemi sapere che cosa ne pensate di questo primo video, i vostri consigli, e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!